Allora, una valutazione su questo incontro che si parla delle periferie, un momento anche per discutere dei cattolici in politica. Cattolici in politica ha voluto con questa iniziativa mettere al centro della politica le periferie. La periferia spesso è considerata il luogo distante dal centro e il centro è il luogo dove ci sono le istituzioni, dove c'è il potere politico. Se la periferia deve vivere distante e separata dal centro e dunque dal luogo dove si fa politica, la periferia, gli ultimi, si sentono esclusi. Questa è purtroppo l'amara constatazione della realtà in cui noi oggi ci troviamo. Ma come risolvere questa situazione così grave che ha creato anche dei movimentismi come ad esempio le sardine? Attraverso una concezione del bene comune su cui qui i cattolici nel Novecento hanno dato il meglio di sé attingendo al pensiero cristiano e soprattutto all'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Sicuramente un'iniziativa assolutamente positiva alla quale, come dire, mi sento onorato di partecipare. Il tema relativo alle periferie è un tema evidentemente importante, perché periferia che cos'è alla fine del conto? Periferia potremmo pensare che sia l'intera Sicilia o l'intero sud d'Italia, perché ci rendiamo conto che spesso sotto tantissimi punti di vista siamo periferie. E poi devo dire che oggi, parlando di elezioni amministrative, dovremmo anche pensare di ripartire e ragionare intorno alle periferie e al centro storico, che se vogliamo è un trade union, sono le due cose che hanno perso nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, hanno perso, come dire, lo smalto iniziale. Forse dovremmo cominciare a pensarci di più, a ragionare e nei programmi inserire in maniera importante questi due temi. È stato un momento molto bello, devo dire, importante, perché ancora una volta la politica si deve interrogare, questo credo sia il tema, e stasera è stato in qualche maniera affrontato cercando di trovare delle soluzioni. Si deve affrontare il tema delle periferie, e per periferia intendiamo ogni realtà che rimane indietro rispetto ad una tabella di marcia per cui gli altri vanno avanti e non si accorgono di chi è rimasto dietro. Vale per le città, vale per i paesi, vale per quelle realtà dove non stiamo arrivando al punto di non prestare attenzione a chi è rimasto diciamo ai margini. L'altro punto per me importante, è venuto fuori questa sera, è il discorso del consenso, perché un conto è avere un elettorato che in base a quanto di gradimento tu sia ti vota, un conto è avere un elettorato che in base a quello che tu fai poi esprime il suo consenso. L'altro argomento che è venuto fuori questa sera ed è il discorso del parlare con la gente, solo parlando con le persone, solo cercando di capire quali sono le esigenze, i bisogni che queste hanno, si possono fare i programmi elettorali. Non può essere una ricetta precostituita e poi fornita così in maniera asettica. Anche perché questo, a mio modo di vedere, non ripaga. E poi compito della politica, questo l'ho detto in tante occasioni e questa sera è stato ribadito, compito della politica è eliminare il bisogno. Se noi non eliminiamo il bisogno e manteniamo la gente in uno stato di necessità, non abbiamo fatto un buon servizio intanto a quella politica con la P maiuscola e non abbiamo fatto un servizio alla società per la quale siamo chiamati a dare risposte.